Questo brano l'abbiamo pensato, composto insieme a mio fratello Pier Giorgio, perché aveva questa idea, avevamo questa storia della monaca che può rappresentare in dialetto il personaggio religioso o lo scaldaletto, come veniva chiamato al tempo, la monaca per scaldare il letto. E nella storia in particolare il protagonista accoglie in casa quello che sembra essere un frate malinarnese che durante l'inverno era perso nella neve, parliamo del periodo della guerra, e viene ospitato in casa, però al sopraggiungere di soldati tedeschi, qui si spaventa e fugge di sopra, dice che va a dormire e il protagonista insomma dice: ma come, allora per preparare la monaca per scaldare, quello là capisce che gli fa una battuta, no? Nel senso che ha capito che sono un frate, insomma una storia un po' complessa, ma l'ambientazione folk, molto folk di questa cosa, alla fine è anche divertente, perché il finale comunque non è tragico ma si conclude bene. Faceva così. En hosio l'ha trovato, el de dopo, en banda al stradù, el mecalio halvat, el gli ho scaldat, i pep e le ma, Leon Tenent delle Puglie, scappa del campo, de concentramento, la ho fonna e i ho parecci, i pianzio de tacchio contic, el dis, gimia un os, de daga quel caghe stanotte m'ha salvat, quanche i ga cunta su, della monaca per scaldallet, i gan fa veder giuno, che de prao, anche il prezzo è delle monache, è un po' speciale, che le prega proprio mai, le scalda come ne e resta un per bune e come al mondo un po' di merda li dà poca calore o no,